latte dalla stalla arriva direttamente in questo contenitore che è la tina, rigorosamente in legno. La funzione del legno è quella di contenere la flora batterica utile al processo di produzione. Parliamo di un prodotto a pasta filata, quindi la filatura è dovuta principalmente alla temperatura e al pH latte rigorosamente crudo, alla temperatura di 40 gradi. In aggiunto il caglio ha la funzione di far coagulare il latte. La rottura della cagliata fa scendere la parte solida che tende a scendere, che sarà il formaggio, già si comincia a intravedere. La parte liquida, messa a riscaldare, fa affiorare la ricotta per un processo chiamato floccamento. Il passaggio successivo è quello di far spurgare il più possibile quella che in gergo si chiama tuma, che ancora è in una fase, diciamo così, granulosa. È il primo processo di pastorizzazione, 85 gradi, prima scotta della tuma. La tuma sta in scotta attorno alle 4 ore. Dopo di ciò viene fatta spurgare e c'è la prima filatura. Viene appesa in delle aste dove prende la forma della sella, quindi si pensa che l'etimologia del nome caciocavallo sia questa. Il giorno successivo questa tuma viene affettata e viene fatta scottare nuovamente per arrivare a quello che è il processo vero e proprio di filatura. Dopo la parte della filatura, quindi avendo un prodotto diciamo così, tra virgolette elastico e molto lavorabile, si possono creare le forme. Questo è lo scalone vero e proprio. Dalla filatura si arriva in questo contenitore, lo si chiama tavoliere. Questa pietra ha la mia stessa età, è del 1981, serve da cuneo al formaggio fresco, viene voltato, rivoltato eccetera eccetera fino a essere messo in salamoia. La soluzione satura di sale, acqua e sale, ci rimane 24 ore a chilo, quindi se un formaggio pesa 10 kg ci rimarrà 10 giorni. Nella seconda metà del Settecento si parla di un caciocavallo stagionato, semistagionato. Non c'era l'usanza di consumarlo fresco. Ricordiamoci sempre che il caciocavallo palermitano era uno dei prodotti simbolo delle tavole borghesi siciliane. Il mezzo di scambio per le ricompense sugli affitti dei terreni che gli allevatori davano ai signori era il formaggio. Oggi il caciocavallo ha cambiato un pochettino consumatore. Si può consumare sia freschissimo con la classica vastedda palermitana, fino ad arrivare a un prodotto stagionato anche a più di un anno. Quello è il prodotto principe per eccellenza. Un buon caciocavallo lo puoi trovare solo in chi crede veramente nella qualità.